Una nuova rotatoria in uno dei punti più critici della viabilità cittadina. Al via nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione della rotatoria a tre ponti, con l'obiettivo di rendere più sicuro e scorrevole il traffico all'incrocio tra Viale Vicenza e Strada Marchesane. Questa rotatoria è attesa da tantissimi anni, il Comitato di Quartiere Marchesano lo sta chiedendo da più di un decennio, perché è un incrocio effettivamente molto delicato, difficile da affrontare soprattutto per chi da Marchesane poi deve andare verso Marostica. È stato anche sede di qualche importante incidente, per cui è giusto intervenire. 600.000 euro, questo è l'investimento dell'amministrazione comunale, un progetto che sarà concluso entro dicembre e che porterà in questi mesi variazioni al traffico. In questo caso noi abbiamo che il tratto di via Marchesane dall'esecuzione della rotatoria all'incrocio con via della Ceramica, incrocio semaforico, verrà completamente chiuso al traffico e sarà accessibile solo a residenti e frontisti. Pertanto non cambia la vita sociale ed economica di quel tratto di strada, ma ci si dovrà accedere da via della Ceramica anziché da viale Vicenza. Una nuova geografia del tessuto viario che porterà anche qualche deviazione. Per chi viene da Nove Marchesane e va verso Bassano o viceversa, all'incrocio semaforico si gira per via della Ceramica e poi o tramite via Tre Ponti o via Aldo Moro si accede alla viabilità principale, che è quella di viale Vicenza, e si va verso Bassano o verso Marostica.